Ridotta sul lastrico a 90 anni dalla nuora, tanto da dover ricorrere ai servizi sociali del comune di Castelfranco Veneto per chiedere pasti gratuiti così da poter almeno mangiare. Responsabile, secondo la Procura della Repubblica, la nuora, o meglio la compagna 59enne del figlio, morto all'età di 64 anni nel 2011. Da quel momento la donna avrebbe via via svuotato il patrimonio della pensionata che da benestante si è ritrovata povera. I fatti sono proseguiti fino alla morte dell'anziana nel 2016, ultimi anni resi più complicati dalla demenza senile e dal comportamento della nuora che ora è finita sul banco degli imputati in 2 distinti processi, con le pesanti accuse di circonvenzione di incapace, appropriazione indebita e ricettazione. La 59enne è finita sotto indagine anche per presunti maltrattamenti sulla base degli elementi forniti dalle operatrici dei servizi sociali e dalla nipote della novantenne. L'anziana aveva nominato erede universale in 3 distinti testamenti redatti in meno di un anno proprio la nuora, da qui lo scontro anche in sede civile per l'annullamento e la restituzione delle somme sottratte.